Quest'anno quale sarà il filo conduttore? Beh, riparte storia, riparte dal mondo dell'antica Grecia, quindi parleremo della lirica, dei grandi poeti lirici della Grecia, cominceremo a incontrare la filosofia e poi ci avventureremo nel grande patrimonio dell'età classica, quindi incontreremo Eschilo, Sofocle, Euripide, il teatro, quindi saremo a contatto col dramma dell'uomo e della sua esistenza nel primo momento in cui comincia a essere riflettuto da parte di una comunità, che è quella greca. A chi sono rivolte le puntate? Le puntate sono per chi è appassionato, a chi interessa in qualche modo approfondire cose che ha studiato quando era molto giovane, oppure a chi vuole dare una rinfrescatina perché vuole capire un po' di più, oppure a chi già sta studiando, a chi in questo momento sta studiando queste cose, i ragazzi che magari spersi in mille cose hanno bisogno di un riassuntino, hanno bisogno di una cosa e in 8 minuti noi ci proponiamo di raccontare qualcosa di significativo per lo studio e per la persona. Qual è l'obiettivo di queste pillole di cultura? Beh, l'obiettivo è far capire che non c'è una storia che non porti dentro un pezzo della nostra storia e quindi l'obiettivo è capire un po' di più noi e avere più chiaro che cosa siamo, chi siamo, questo bisogno di domande, di risposte, di assoluto e di certezze che in quest'epoca incerta e complessa diventa quasi una profezia. Questo vuole essere anche uno stimolo al dibattito, al confronto, ci sarà anche uno spazio per poterlo fare. Beh, certo, tutte le puntate di storia vengono caricate sulla pagina YouTube, del canale YouTube di Teleradio Pace e poi anche sulla mia pagina Facebook, e quindi è possibile proprio interagire dopo aver visto, magari rivisto la puntata per la prima volta o per la seconda volta e interagire in calce con i commenti, cercando un po' di mettere a fuoco le cose che si azzeccano e le cose anche che a volte non si azzeccano, perché non è che è un programma perfetto, è un programma per tutti.